L'abbraccio nostro vuole dire questo, quindi la vita continua in tutto e per tutto. Ebbene, io non mi dilungo più, ringrazio tutti, non ringrazio uno per uno, perché potrei fare torto a qualcuno in quanto potrei, diciamo, dimenticare qualcuno. Allora io vi abbraccio tutti e vi ringrazio della vostra presenza, perché senza la vostra presenza io non potrei festeggiare, e questo è il mio piacere. Adesso io leggo una mia composizione che ho scritto inedita, perché quella lì purtroppo tanti pensionamenti li abbiamo consumati. La volete leggere voi? La leggeremo, ma l'espressione di quelle cose. Ebbene, io volevo dire un preambolo prima della poesia. Dopo anni di discussione, lo scorso 28 gennaio 2019 è uscito in Gazzetta Ufficiale il decreto legge contenente la quota 100. Ebbene, io su quest'onda ho voluto scrivere una composizione poetica dal titolo "A pensione quota 100". Volevo dire una cosa, al di là di ogni colore politico e di ogni schieramento, perché per i poeti non esistono schieramenti. Assolutamente. Allora, roppe che la legge fornera, cacigliolette e Porto Vera è arrivato Salvini, ci ha salvato, la quota 100, ci ha liberato. Sto decreto è fatto per gente, giù, disoccupati e studenti. Noi anziani, io ho pensione, e c'è sto cagno e generazione. Quota 100, non me ne vendo. Pure moglie mi contenta, a spalancare, porte fresche e dite in casa, povere e fresche. Diciamo di sì. Quota 100, e l'ogni freschezza, la libertà non tiene prezzo. Che se vuol dire come un consiglio, e una poche ricchezze per famiglia, realice fritte, una poche insalate, troppa scogliere una bella giornata, la ridomare, una poche sole e affinare, che siento più guaglione. E sentite a me, godite la pensione! No, io invece no. Però tra 3 mesi la signora deve venire a testimoniare qua, se è vero. Quello ho detto, sono una moglie controcorrente. Sì, mi fa piacere che se ne è andata in pensione. Se lo merita.